L'aggressione verificatasi a Campobello di Licata al termine del comizio elettorale del candidato a sindaco Vito Terrana, nel corso del quale è stato aggredito a calci e pugni l'aspirante consigliere comunale Angelo La Greca, candidato nella lista che supporta Antonio Pitruzzella, ha dato un pessimo esempio esercitato da alcuni sull'utilizzo dei concetti di dialogo e tolleranza e sull'assenza di esercizio democratico delle opinioni, motivi che hanno stimolato varie prese di posizione al riguardo. Oggi interviene Stefano Cirillo, segretario regionale della Democrazia Cristiana, dicendo che il partito condanna fermamente ogni forma di violenza e si augura che episodi simili a quelli verificatisi ai margini del comizio di Campobello non si ripetano. Questi atti, sottolinea, non hanno alcun legame con l'evento elettorale e i 4 candidati a sindaco hanno giustamente stigmatizzato l'episodio di violenza, sottolineando che nulla ha a che fare con la loro campagna elettorale. Chi tenta di minare la libertà concessa dalla democrazia attraverso la violenza deve essere isolato ed educato al rispetto di ogni diversità. Siamo convinti, conclude, che il dialogo e l'ascolto siano alla base di una politica sana e di un confronto costruttivo a vantaggio di tutti.